Avevo appena compiuto 15 anni, quando mio padre divenne ammiraglio della compagnia. Mi imbarcai con lui nella seconda spedizione verso le isole ghiacciate. Furono le balene a indicarci la strada per il Grande Nord. A quei tempi la compagnia funzionava in maniera molto diversa. Mio padre aveva dato ordini tassativi ai marinai. Nessuno poteva battere le balene. Sai come vanno queste cose. In 15 anni il commercio di grasso di balene è diventato un'attività molto più redditizia delle esplorazioni. Fu mio padre a porre le basi di quelli che oggi sono i laboratori segreti di Barentsburg, alle isole Spitsbergen. Ed è lì che iniziarono i primi esperimenti su quei fantastici pesci. Insomma, Anna, questi pesci secondo te sarebbero esseri superiori? Quindi le loro dimensioni e la loro capacità di adattamento sarebbero il risultato di una qualche mutazione, dato che questi attributi rarissimi tra gli animali li accomunerebbero piuttosto agli esseri umani. Gli abitanti delle isole Spitsbergen, gli Inuit, venerano quei giganteschi animali quasi fossero delle divinità. Credono che Marcia, la grande balena bianca, sia tornata per proteggerli da un'oscura minaccia. Ma veniamo a te, filosofo, pittore. Con chi ho fatto l'amore stanotte? La pittura e la filosofia sono entrambe atti d'amore e presuppongono una visione della vita che va al di là delle false apparenze, delle passioni, della morte. E quindi quest'opera, a cui hai lavorato per tutta la tua vita, è anch'essa un atto d'amore. Mi sono sempre chiesta come possa un oggetto semplice come un libro cambiare la percezione che abbiamo della realtà. Ma davvero la tua storia è così terribile? Cosa contiene? La mia intenzione era di scrivere un libro sulla pioggia. C'è chi si domanda perché piove sul mare, se quest'acqua che cade dal cielo non aggiunge nulla alla sua massa. Ma non si tratta di una pioggia provvidenziale, assolutamente no. Si tratta invece di un altro tipo di pioggia. È una pioggia finissima, che riempie tutto lo spazio intorno. È la pioggia degli atomi, che cadono parallelamente nel vuoto. Vedi, Anna? È semplicemente un libro che parla di corpi che si incontrano, dei loro appetiti, delle loro passioni.